Beh, rinforzi, voglio dire, per il processo no. Allo Stato non ce ne sono, nel senso che noi dobbiamo far fronte con quello che abbiamo. La procura si prepara all'enorme mole di lavoro, ma sa già che sarà molto complicato, perché quei 2 magistrati previsti in arrivo a maggio per portare la pianta dei sostituti procuratori da 10 a 12 non sono rinforzi appositi per gestire il ciclone dell'inchiesta che passa da Roma a Treviso. Sarebbero arrivati comunque, Veneto Banca o meno, per supplire alle carenze di organico e serviranno ad aiutare chi sarà impegnato nella maxi inchiesta a gestire le indagini ordinarie per non rallentarle. Per il capo della Procura di Treviso un vero rinforzo ad hoc sarebbe stato auspicabile e verrà richiesto se necessario, altrimenti... Si fa con quello che c'è, la Procura di Treviso farà fronte con le risorse disponibili che ha, sicuramente farà fronte. Non diremo sicuramente che non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare solo perché ci mancava personale o perché non abbiamo un numero di personale sufficiente. Peraltro un rinforzo specifico servirebbe, come i 2 magistrati in arrivo a maggio, sempre solo per gestire l'ordinario, perché dati i tempi della giustizia, solo magistrati in pianta stabile a Treviso possono occuparsi di un'inchiesta così ampia, non certo sostituti che dopo 6 mesi devono ritornare indietro. Già, i tempi, quelli che rischiano di portare allo spettro della prescrizione, e su questo il procuratore è realista. Può darsi che ci sia, bisogna verificare il singolo reato, insomma non è adesso questo che... Innanzitutto dobbiamo vedere per che cosa noi siamo competenti, che cosa va contestato e che cosa può essere oggetto di una richiesta di giudizio.